Signore e signori, buonasera, ben sintonizzati, stiate per assistere alla telecronaca dell'incontro di hockey su pista. Vedete le squadre che stanno prendendo posto fra la Pumas Viareggio e l'SPV Group. La pista è la stessa, ma questa sera in casa è la formazione della SPV Group e ospite è la formazione della Pumas Viareggio. Bene, prima di iniziare ricordo che la trasmissione è curata per la regia da Walter Cortesi, l'operatore è Gabriele Bandini, mentre Giulia Nolieri è la persona che vi parla, che sarà coadiuvata con grande piacere da Riccardo Biancucci, che questa sera nella rotazione dei giocatori dell'SPV ha un turno di riposo e tra poco lo coinvolgeremo. Veniamo alle formazioni delle due squadre, che saranno, la partita sarà arbitrata dal signor Donato Mauro di Salerno, arbitro al cronometro Raffaele di Viareggio. Allora iniziamo dalla formazione ospite, ovvero sia dalla Pumas Viareggio, Farmae Viareggio, con il numero 87 Francesco Carrieri, con il numero 6 Filippo Cardelli, con il numero 22 Thomas Mechini, il primo portiere, con il numero 7 Matteo Marchetti, con il numero 78 Nicola Spezzini, 16 Gabriel Dal Torrione, il secondo portiere, 19 Simone Bigatti, 74 Giovanni Pesavento, 35 Oscar Alberto Mora Paceco e 99 Giuseppe Olivieri. Per quanto riguarda invece l'SPV Group, allenatore naturalmente Mirko Bertolucci per quanto riguarda la Pumas. Per quanto riguarda la SPV l'allenatore è chiaramente Alessandro Martini. La formazione è la seguente: numero 1 Filippo Cortesi, numero 29 Filippo Poletti, numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 4 Brando Del Medico, numero 6 Lorenzo Toti, numero 27 Cristian Tomei, numero 12 Francesco Poletti, numero 7 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi e numero 54 il secondo portiere Jacopo Mascherpa. Abbiamo detto che è la seconda giornata del girone B del campionato di Serie A2. Le due squadre comunque si erano già incontrate nel girone di Coppa Italia, quello vinto dalla lotteristica Camaiore, e la Pumas aveva vinto l'andata per 4-0, mentre il ritorno era finito in parità per 2-2. Il programma della seconda giornata di Serie A2 vede, oltre alla partita di questa sera, appunto SPV Pumas, Matera Sarzana Prato Castiglione e Follonica Salerno. In quanto alla classifica, naturalmente dopo una giornata ci sono tre squadre a 3 punti, Castiglione, Pumas, Sarzana e Camaiore, e le altre sono a 0, inclusa l'SPV che ha osservato il turno di riposo. Infatti nella prima giornata i risultati magari ve li diremo in successione dopo. Allora, una partita in cui viene Riccardo, intanto grazie della collaborazione, e una partita, diciamo la terza nella stagione contro la Pumas, dopo una vittoria e un pareggio, diciamo abbastanza sorprendente, visto che la Pumas è una delle squadre più accreditate. Come te le ricordi queste due partite? Sono state entrambe sicuramente due partite molto difficili, combattute. La prima è andata peggio sicuramente, però comunque abbiamo giocato, è stata una partita bella, e la seconda invece siamo riusciti ad ottenere un pareggio, e quindi insomma siamo anche un po' felici dopo questo obiettivo, e quindi speriamo oggi di poter fare almeno come l'ultima partita, diciamo. E intanto inizia bene l'SPV, che si porta in vantaggio con il rigore che avete appena visto, trasformato dal numero 18 dall'inizio del primo tempo, quindi di tempo e di cose da succedere ce ne sono tante. Vediamo se ci sarà l'immediata reazione della formazione della Pumas. Marchetti si porta in avanti, va alla conclusione, la palla ritorna per Bicicchi che lancia molto bene il numero 12 Francesco Poletti, che raddoppia. Incredibile inizio della formazione viareggina, 1-2 incredibile in neanche poco più di 30 secondi. Infatti il secondo gol è arrivato dopo 36 secondi e che non è iniziata nel modo migliore la partita della Pumas. Sì, ancora è lunga la partita, anche l'ultima volta siamo andati in vantaggio sul 2-0 dopo poco e poi alla fine sono riusciti a pareggiare, quindi ancora è tutto da scrivere.
Allora, vediamo dopo il time out se ci saranno, come presumo, delle modifiche tattiche all'assetto della squadra della Pumas, di cui non abbiamo ancora detto i quintetti. Intanto vediamo quello della formazione di casa. Fra i pali naturalmente c'è il portiere Filippo Poletti, poi con il 29 Cortesi, con il 12 Francesco Poletti, con il 18 l'autore del secondo gol, con il 18 l'autore del primo gol Bicicchi e con il numero 9 Cinquini, che è uno degli ex. Per quanto riguarda la formazione della Pumas, fra i pali c'è Mechini, poi abbiamo Mora che va alla conclusione adesso, con conclusione battuta sul fondo dal numero 87 della squadra di Mirko Bertolucci. Ancora in possesso di palla la formazione dell'SPV. Vediamo di completare il quintetto. Intanto con l'87 c'è Carrieri, poi c'è il cileno Mora con il 35 che prova una deviazione volante in area che trova Poletti ben piazzato, poi c'è il numero 7 proprio sotto la nostra postazione Marchetti, e poi il quinto giocatore di movimento è il 19 che proprio in questo momento va alla conclusione. Si tratta di Olivieri, no, non è Olivieri perché quello è il 99 ovviamente, no, è Olivieri, sì. Vediamo intanto fasi di gioco abbastanza veloci, come del resto è caratteristica delle partite che si giocano su una pista abbastanza di ridotte dimensioni come è quella della palestra Dorando Pietri di Viareggio. Manovra ancora la formazione della Pumas, che naturalmente deve rimontare 2 reti, impresa comunque che nell'hockey è molto meno improba che non nel calcio. L'hockey è uno sport, chi lo segue abitualmente lo sa, chi magari fosse capitato per caso a vedere questa partita è bene che abbia presente che nell'hockey può succedere di tutto anche quando mancano 30 secondi alla fine di una partita, figuriamoci quando manca 22:40 alla fine del primo tempo, come in questa circostanza. Comunque aggressivo come è logico che sia la formazione che deve recuperare, per ora sta ragionando bene la squadra della SPV, un inizio che forse nemmeno Alessandro Martini si poteva immaginare, diciamo così. No, penso che nessuno se lo potesse immaginare, però adesso è importante comunque non perdere la concentrazione e non fare errori difensivi, perché come sappiamo, anche perché l'abbiamo visto già adesso, loro li sfruttano al meglio i nostri errori e vanno sempre in porta. Nonostante siamo abbastanza al sicuro dietro con Pippo, insomma è meglio stare attenti. La solita domanda che si fa sempre in queste circostanze: è meglio vederla di qui la partita o meglio in pista? So già la risposta, ma insomma. Allora, sicuramente è più divertente giocarla, però insomma avere un pochino d'ansia in meno ogni tanto fa piacere anche quello, anche se non c'è paragone. Giocarla è molto più divertente sicuramente. Allora, un'azione concitata proprio sotto la nostra postazione. Poletti serve bene Bicicchi, che questa volta non riesce a alzare la pallina. Bravo Mechini a chiudere lo specchio, e riparte subito la formazione del Pumas. Uno scontro, fallo commesso, è il primo fallo di squadra commesso dalla formazione della Pumas, quindi punizione in favore dell'SPV. Poletti, autore della seconda rete, serve Cinquini, riesce a far passare la pallina, poi viene recuperata da Marchetti, il capitano della Pumas, e si strattonano i due. Cortesi, il fallo viene attribuito a Cortesi della SPV, quindi è il primo fallo di squadra anche per la squadra di casa. Entra Pesavento nelle file della Pumas, che riparte adesso da Marchetti e lo stesso Pesavento. Marchetti ancora, una fase in cui sembra esserci un po' più di gioco riflessivo, anche perché insomma la pista è piccola, ma di fatica se ne fa tanta. Prova ancora l'azione in profondità la Pumas. Marchetti si libera bene, va alla conclusione, para Poletti e poi recupera Bicicchi. Palla molto lunga in avanti per Cortesi,
su di lui Marchetti, in lotta i due come già nell'occasione precedente. Questa volta la pallina arriva a Cinquini, che ritorna la palla stessa a Cortesi, un rimpallo sulla rete favorisce la Pumas. Ancora la conclusione di Marchetti, rimpallata, riprende ancora la squadra di Mirko Bertolucci. Il risultato dopo 5 minuti di gioco è di 2-0 in favore della SPV Group. Vediamo gran movimento con non Marchetti ma Olivieri che prova a partire dietro porta, poi Marchetti riceve adesso invece, su di lui Cinquini in lotta, sembra averla meglio nel primo tempo Cinquini, ma ancora Marchetti in possesso di palla. Pesavento, sta per finire il tempo, prova la conclusione che colpisce l'esterno della rete e riprende la sfera la SPV con Cortesi. Cortesi supera bene Marchetti che poi lo mette a terra, punizione in favore della squadra di Alessandro Martini, è il secondo fallo di squadra della Pumas, uno commesso dalla SPV. Cinquini per Poletti, indietro per Bicicchi, poi avanti ancora per Cinquini, poi la palla al centro ancora con Bicicchi che trova pronto Mechini, poi di nuovo la conclusione, si arrabbia Mechini con i compagni che lasciano evidentemente un po' troppa libertà agli attaccanti avversari, e mi pare che nonostante il fatto che insomma sia in vantaggio, comunque l'SPV non si tira indietro quando diciamo alla pari, possiamo dire, ecco. E comunque anche questo è importante, non chiudersi dietro per aver paura di prendere contropiedi, perché a quel punto sennò rischia di diventare davvero un assedio e rischiamo per limitare gli errori rischiamo di fare peggio, quindi è importante continuare a giocare. Ancora Bicicchi, è lui che ha sbloccato il risultato, dà la palla in avanti, poi Cinquini mette giù il giocatore avversario, quindi si riprende con una punizione in favore della Pumas, già battuto, Bigatti con il 19 in possesso di palla, e i falli sono già 3 quelli commessi dalla SPV e 2 dalla Pumas. Del resto è il gioco lo motiva il numero di falli, perché c'è una grande tensione agonistica, anche se ovviamente sono normali falli di gioco. C'è un fallo ancora, questa volta fischiato a Giovanni Pesavento su Poletti, e quindi si parità nei falli di squadra, 3 per parte. È entrato Carrieri con l'87, o meglio è rientrato Carrieri con l'87, poi c'è Bigatti con il 19, poi Pesavento col 74 e Marchetti con il 7, i 4 giocatori di movimento della Pumas. Poletti in possesso di palla, si libera, cerca di liberarsi di Pesavento, poi la pallina è recuperata da Carrieri. Pesavento chiede il time out l'SPV, quindi è la prima volta che verrà firmato il gioco. Intanto Poletti fa pervenire la pallina a Cortesi, poi niente da fare, recupera l'SPV, recupera la Pumas. Carrieri, Marchetti, Bigatti, Pesavento, ancora Marchetti, scambiano ancora i due, si accentra Pesavento, prova la conclusione, ottima l'uscita di Poletti che ha chiuso benissimo lo specchio della porta. Cinquini, la palla riesce a filtrare vicino alla porta. Marchetti e Cortesi, ancora Marchetti sul fondo per Bigatti. Carrieri, conclusione, niente di fatto, ancora in possesso di palla la Pumas che prova a reimpostare l'azione offensiva. Bigatti scambia con Carrieri, poi Pesavento, ancora Carrieri dietro la porta di Filippo Poletti, si gira
molto bene questa volta il numero 74 Pesavento. La conclusione però finisce praticamente a fil di palo esterna, però. E poi Cortesi in avanti per Cinquini. Cinquini si libera di Marchetti, diciamo che c'è il regola del vantaggio. Ancora Marchetti che chiama in suo aiuto Bicicchi dalla difesa, palla molto forte quella di Bicicchi per evitare che venissero fischiati 5 secondi. Si alza la pallina, si riprenderà dopo il time out chiesto dall'SPV con una rimessa a favore della formazione ospite, ovvero sia della Pumas Ferma e Viareggio. Sono passati 15, o meglio, mancano 15 minuti e 59 secondi alla fine del primo tempo. Il risultato è sempre quello maturato nel primo minuto di gioco, con 2 reti in sequenza dell'SPV, conduce quindi ovviamente per 2-0, messi a segno da Bicicchi e da Francesco Poletti. Ne approfittiamo di questo time out per ricordare i risultati della prima giornata del girone B di Serie A2. La vittoria d'esterna del Camaiore a Salerno per 2-1, i netti successi della Puma sul Prato per 8-1, del Castiglione sul Matera per 8-0 e poi la vittoria del Sarzana sul Follonica, anche questa per 5-1. Anticipiamo anche quelle che sarà la giornata successiva, ovvero sia la terza e l'ultima del 2024, che sarà Matera Follonica, Castiglione SPV, Sarzana Prato e Pumas Camaiore. Riposerà il Salerno. Si riprende, a meglio già ripreso il gioco, la formazione. Vabbè, facciamo un po' di spia. Che ha detto Martini nel time out? Ha detto che l'importante è, appunto, come dicevamo anche noi, mantenere l'attenzione in difesa e di non dargli troppo spazio, perché appunto sono pericolosi, stare attenti nei cambi, perché il loro gioco appunto comprende molti cambi, scusami, molti blocchi, e quindi è importante stare attenti in difesa. Intanto mentre parlava Riccardo Biancucci, c'è stato un bel salvataggio di Poletti, che è praticamente andato a togliere la pallina dalla linea di porta. Era un tiro abbastanza lento, ma ha avuto un ottimo colpo di reni il portiere viareggino, salvando praticamente l'inviolabilità, almeno per ora, della propria porta. Un tentativo di passaggio di Marchetti ribattuto da Francesco Poletti. Poi ancora la squadra di Mirko Bertolucci con Bigatti che chiama in azione anche Carrieri, che da Carrieri a Pesavento prova la conclusione accompagnata a Pesavento. Ancora una volta Poletti c'è e riparte Bicicchi, da questi a Cinquini. Ancora Bicicchi, su di lui Marchetti, la palla filtra per Pesavento sulla metà pista. Marchetti si allarga, poi cerca di chiudere il triangolo Bigatti, intercetta Poletti che se ne va. Viene anticipata però la possibilità di intervento del nuovo entrato spagnolo dalla Pumas, che riparte. Ancora il possesso di palla ai rossoverdi. Marchetti sulla metà campo, la pallina filtra, finiscono a terra Spagnuolo e Bigatti e c'è il rigore a favore della Pumas. L'incaricato è Mora, il cileno al suo primo campionato italiano quest'anno. Vediamo Mora contro Filippo Poletti. Tutti pronti e para la prima conclusione e anche la seconda. Bravissimo veramente Poletti, la seconda in alza e schiaccia. Grande doppio intervento di Poletti, parato al 11°. E insomma, nonostante la giovane età, Filippo Poletti sta veramente confermando un grande portiere anche nella serie superiore. Decisamente, siamo consapevoli di avere la fortuna appunto di avere un ottimo portiere, e l'ha dimostrato e lo sta continuando a dimostrare, diciamo, in tutte le partite, in tutte le categorie.
si fa sempre vedere chi è. La Pumas ci riprova, parte con Marchetti da questi a Pesavento, poi molto bravo Marchetti a saltare Cinquini, aspetta forse un attimo di troppo per il passaggio al centro, comunque mantiene possesso di palla ancora, e siamo a meno di 12 minuti alla fine del primo tempo, quasi alla metà della prima frazione. Quindi Spagnuolo recupera la sfera in difesa, la perde per l'intervento di Pesavento, poi arriva velocissimo Mora, chiama in azione Bigatti, ancora Bigatti, si districa bene nella difesa viareggina, poi cerca però un compagno smarcato, ma finisce poi per dover fare il passaggio da dietro porta, e poi la conclusione di Mora ancora parata da Filippo Poletti. Dall'altra parte bello il contropiede dell'SPV con Spagnuolo che serve Cortesi, ma molto bravo Mechini a chiudere proprio sul giocatore dell'altra formazione viareggina e a negare l'eventuale terza rete. Conclusione adesso di Mora, questa volta fuori bersaglio, e Spagnuolo prova a far ripartire i suoi, ribattuta la pallina, possibilità di superiorità numerica della formazione della Pumas, e poi la deviazione vincente di Bigatti che accorcia il distacco della Pumas, insaccando con una deviazione in area una pallina recuperata per un disimpegno non perfetto da parte della SPV. Il gol è venuto al 13° e 5 secondi, e niente da fare per Poletti, e quindi l'arbitro richiama Bigatti che era con un pattino nella metà campo avversaria. Francesco Poletti, tiro alto, l'arbitro lascia correre perché non c'era gioco pericoloso, poi c'è forse un fallo di Marchetti su Spagnuolo, niente di fatto per l'arbitro, e quindi ancora la formazione della Pumas in avanti. Il secondo time out che sarà fischiato appena si fermerà il gioco, chiesto ancora dalla SPV. Martini evidentemente deve sistemare qualche cosa. Ancora la conclusione di Mora con Poletti che fa buona guardia, poi un pasticcio nel disimpegno, come era un po' successo anche in occasione del gol 2-1 da parte dell'SPV, e ancora la formazione di Alessandro Martini che prova a far ripartire i suoi. Bigatti in lotta con Cinquini, alla meglio il giocatore della Pumas, poi Mora per Marchetti, ancora Marchetti arriva sul fondo, si ferma dietro la porta, vediamo se chiama in suo aiuto Bigatti che con un'azione simile prima ha messo in rete, chiama invece però adesso l'azione Mora con una conclusione dalla grande distanza che ancora una volta Poletti para, poi Marchetti si allarga un pochino troppo, la sua conclusione va sull'esterno della rete. Comunque ancora un ottimo intervento di Filippo Poletti con Francesco che adesso chiama una ottima risposta di Mechini, grande prontezza di riflessi con il pattino per il portiere della Pumas. Mora per Bigatti, l'autore della rete segnata fino a questo momento dalla Pumas. Pesavento ancora fermo dietro la porta, Mirko Bertolucci chiama i suoi al movimento. Mora fermato dall'intervento di Poletti che chiama in suo aiuto Spagnuolo. Spagnuolo si allarga attaccato da Marchetti, è un duello abbastanza intenso quello fra i due, stavolta il fallo viene assegnato al giocatore a favore della SPV, quindi commesso su Spagnuolo, e il gioco si ferma per il time out chiesto come detto dalla SPV Group. 9 minuti e 31 da giocare nel primo tempo, 2-1 in favore della Pumas il risultato, a conferma ancora una volta della ottima disposizione in pista della SPV Group, che non dimentichiamolo è una neopromossa e che
affronta una di quelle che sono le squadre più forti del girone B. I pronostici davano fra le migliori formazioni della vigilia del girone sud proprio la Pumas, il Camaiore naturalmente, la squadra di Alberto Orlandi con giocatori come Motaran, è chiaro che ha un gap di esperienza rispetto alle altre non indifferente, e anche il Matera, che peraltro però nel turno inaugurale è stato sconfitto in maniera abbastanza sorprendente. Comunque il campionato è ancora tutto da giocare, poi ricordo che quest'anno ci saranno i playoff che quindi rimetteranno tutto in discussione per la promozione, per cui è molto probabile che alcune squadre quantomeno avranno poi programmato un tipo di preparazione per arrivare al meglio, poi specialmente quelle che hanno ambizioni di promozione nella fase decisiva della stagione. Rispetto a un campionato in cui tutto si chiude dopo la regular season, è chiaro che vanno dosate meglio le energie. Francesco Poletti va sul fondo, attaccato da 2 giocatori, il raddoppio di Carrieri si rivela vincente, poi Marchetti indietro per Pesavento, si sgola Alessandro Martini per invitare i suoi a chiudere, poi una girata in area di Carrieri che termina sul fondo, deviata, ancora Cinquini che recupera, riporta in avanti la palla superando la metà pista per Spagnuolo, poi Poletti, ancora Poletti, cerca di superare Pesavento, ci mette il fisico, non passa e riparte la Pumas. Marchetti, pallina finisce indietro, Carrieri evita i 5 secondi rinviando oltre la metà pista, poi ancora questa volta è Mora della Pumas, poi ancora niente, Pesavento anticipato da Cortesi, ancora Cortesi, su di lui c'è Pesavento, cerca di liberare, riesce a servire Cinquini, molto aggressiva la Pumas in questa frangente, l'SPV deve cercare di reagire per evitare di farsi mettere sotto, ma chiaramente non è facile quando la Pumas spinge come in questo momento. Intanto c'è il gioco fermo, l'arbitro fischia una punizione contro la Pumas per una stecca alzata, Mora si lamenta perché secondo lui era stato trattenuto, comunque la punizione è in favore della SPV Group. Dicevo che insomma non è facile gestire una Pumas in pressing. No, decisamente, nessuna squadra è facile da combattere quando pressa così alto, specialmente in una pista piccola dove gli spazi sono limitati, e loro a maggior ragione perché lo fanno molto bene. È una loro importante caratteristica, sicuramente appunto è questo pressing asfissiante che mette molto in difficoltà. Che poi fra l'altro insomma il pressing è un po' uno dei marchi di fabbrica dell'hockey di Mirko Bertolucci, ma insomma facendo ovviamente le debite proporzioni anche dell'hockey di Alessandro Bertolucci, che è attualmente guida del Bassano, ma che negli ultimi anni ha vinto tutto quello che poteva vincere con il Tristino prima e il Forte dei Marmi poi, impostando proprio le sue squadre su un gioco molto fisico, molto aggressivo, in cui il tenere la pallina è fondamentale, il gestirla è importantissimo. Comunque Cortesi recupera, c'è poco tempo, recupera però a sua volta la Pumas, poi riesce a tirare Cinquini, la palla va fuori, viene recuperata dalla Pumas. Ancora la squadra di Mirko Bertolucci, prova in profondità Carrieri, c'è una spinta forse, però ha mantenuto possesso di palla, quindi probabilmente regola del vantaggio. Carrieri, passaggio non è preciso, Mura non ci arriva, Cinquini, ancora Cinquini per Bicicchi, da lui a Cortesi, Cortesi ha la marcatura di Mora che commette fallo, e il fallo commesso da Mora porta al secondo time out chiesto della Pumas. I falli di squadra sono 6 quelli commessi dalla Pumas contro 3
dell'SPV, e anche nel computo dei falli si può capire che la formazione di Mirko Bertolucci sta pressando veramente tanto, rischiando chiaramente di caricarsi di falli, però è un rischio credo calcolato da parte dell'allenatore della Pumas, perché comunque deve provare a recuperare, o meglio a completare il recupero, perché l'ha già dimezzato lo svantaggio. Vediamo adesso come si metteranno le cose, diamo un'occhiata anche ai quintetti, a parte per quanto riguarda la Pumas c'è Bigatti, poi Pesavento, poi Carrieri, e il quinto giocatore dovrebbe essere, no, non è Marchetti che è in panchina. Vediamo chi sarà il quinto giocatore di movimento, mentre per quanto riguarda la SPV, Poletti fra i pali, Filippo, Francesco Poletti, Bicicchi, poi il numero 4 del medico e i Cinquini. È Cardelli il quinto giocatore di movimento invece della Pumas. Poletti attaccato da Pesavento ed anche da Carrieri, riparte o meglio la Pumas con Bigatti, autore del gol del 2-1. Pesavento fermato da Bicicchi, Cardelli prova la pallina in avanti per Bigatti, che non ha un controllo felice, viene poi anticipato da Del Medico e riparte ancora la Pumas. Siamo a 5 minuti e 18 secondi alla fine del primo tempo, ancora in possesso di sfera la squadra ospite. Ricordo che per ragioni di calendario la formazione di casa è l'SPV Group. Cardelli cerca di liberarsi per il tiro, niente di fatto, però continua a mantenere il possesso della sfera il numero 6 della Pumas. Poi Bigatti, pallina toccata da un giocatore della SPV, recuperata da Bicicchi, ancora Bicicchi, supera la metà pista con questo servizio un po' troppo lungo per Cinquini, recupera Carrieri e poi Pesavento si affianca a Francesco Poletti, il passaggio comunque arriva a Carrieri. Bigatti, no scusate, era Cardelli prima, Pesavento, Carrieri ecco qui in posizione arretrata, arriva adesso veloce dalle retrovie, tiro ribattuto, ancora Carrieri in possesso di palla, finisce a terra, si rialza velocissimo, poi Francesco Poletti perde la sfera, la riconquista, un po' di confusione, finisce a terra un giocatore della Pumas, prosegue a giocare con Cinquini che chiama in azione Del Medico, da Del Medico a Bicicchi, ancora un po' di scintille nel marcatura zona metà pista, poi Poletti va a recuperare una bella pallina, ci riprova Bigatti, Poletti la difende, arriva anche Pesavento, alla fine la Pumas la riconquista, la riperde e la riconquista. Beh, come vedete insomma non ci si annoia, continui non solo capovolgimenti di fronte ma anche nella stessa azione palline che passano dalla stecca di una squadra all'altra. Intanto siamo arrivati a 3 minuti e 10 alla fine del primo tempo, finisce a terra Bigatti e il quarto fallo di squadra commesso dalla SPV contro i 6 della Pumas. Si riprende con la punizione in favore appunto della formazione di Mirko Bertolucci. Bigatti riceve, cerca lo spazio per il tiro ma viene fuori poi un passaggio per Pesavento che non aggancia e quindi riparte ancora la SPV. Bicicchi viene fermato da Carrieri, ancora Carrieri si riporta in avanti e Cardelli, Carrieri, Pesavento, 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, 2-1 ancora il risultato in favore dell'SPV.
poi una conclusione da fuori non molto forte di Cardelli, che era più quasi un invito a una deviazione davanti alla porta, che non c'è stata. Dall'altra parte arriva la pallina a Cinquini dietro la porta. Cinquini viene un po' strattonato, l'arbitro lascia proseguire, poi Poletti da questi a Cinquini, c'è Bicicchi davanti a Mechini, Bicicchi cerca di superare il portiere, c'è un scontro di gioco e l'espulsione di Bicicchi, e tiro diretto, quindi espulsione di Bicicchi per una spinta a un avversario a 1 minuto e 56 secondi, tiro diretto della Pumas. Tiro diretto per la Pumas. C'è Alessandro Martini che chiede delucidazioni all'arbitro sull'espulsione e ci sarà il tiro diretto, quindi, che si appresta a battere Carrieri. Occasione per il pareggio per quanto riguarda la Pumas, dopo che precedentemente c'era stato un rigore che vediamo un po' se si riesce a riprendere il gioco. Gioco fermo ancora, si deve riprendere con il tiro diretto che sarà battuto da Carrieri per l'espulsione di Bicicchi. Quindi Carrieri contro Filippo Poletti, eccolo qua, vediamo un po'. Carrieri para Filippo Poletti, quindi c'è la superiorità numerica della Pumas. Vediamo che dovrebbe, se non ci saranno reti, terminare addirittura all'inizio del secondo tempo. Vediamo un pochino come si disporrà, o meglio come si è già disposto, ma c'è poca fantasia insomma quando si gioca con un uomo in meno, e mi pare che per il momento comunque la formazione viareggina si stia chiudendo bene. È chiaro che bisogna cercare da parte della Pumas la velocizzazione, credo, no Riccardo? Cioè, di solito, almeno io vista da fuori, manca la deviazione Bigatti intanto, quando si ha un uomo in più le cose da fare sono sempre le stesse, dipende dalla velocità con cui le si fa. Certo, l'importante appunto è sfruttare la superiorità numerica facendo girare molto velocemente la palla, in modo che la difesa avversaria, appunto essendo svantaggiata perché uno in meno, non riesca a stare dietro al possesso. Siamo intanto all'ultimo minuto di gioco, mancano 45-40 secondi al termine, ancora ovviamente come vedete in superiorità numerica la Pumas. C'è il fallo guadagnato dalla SPV, è il fallo, dovrebbe essere il numero 7 se non vado errato, no, è il quinto fallo della SPV, ho preso dalla parte sbagliata, però no, ecco, 7-4 appunto perché ha rimesso in gioco la SPV. Settimo fallo della Pumas contro i 4 della SPV. Siamo agli ultimi secondi veramente. Approfittiamo per chiedere l'ultima cosa a Riccardo, un giudizio su questo primo tempo, al di là del risultato in favore e comunque vada a finire, mi pare che sia positivo per SPV. Sì, al momento si sta dimostrando una partita perfettamente alla pari. C'è stato qualche minuto sul 2-1, c'è stato qualche minuto diciamo di blackout nel quale abbiamo sofferto un po' in difesa, ma in senso generale possiamo dire che è una partita perfettamente alla pari. Bene, grazie Riccardo. Finisce in questo istante il primo tempo, il risultato quindi è di 2-1 in favore della SPV sulla Pumas. Le due reti viareggine nel primo minuto, dopo 23 secondi Bicicchi e dopo 36 Poletti. Poi c'è stato il rigore di Mora parato da Filippo Poletti, Francesco Poletti la rete, il 2-1 segnato da Bigatti al 13esimo e poi l'altro tiro diretto parato ancora da Filippo Poletti a Carrieri, e la superiorità numerica con cui si è chiuso il primo tempo per la Pumas per il momento
senza esito. È tutto, ci risentiamo fra qualche minuto. Grazie.
Siete di nuovo collegati con la palestra Dorando Pietri di Viareggio per il secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra l'SPV Group, che vedete per il vostro teleschermo attaccare da sinistra a destra, e la Pumas Farmae Viareggio, Pumas Farmae Viareggio maglia rosso-verde, completo rosso-verde, Puma e SPV Group in completo nero-rosso-bianco. Il primo tempo è finito sul 2-1 in favore della formazione di Alessandro Martini, che gioca in casa, e la formazione di Alessandro Martini che ha finito di scontare proprio pochi istanti fa l'inferiorità numerica maturata alla fine del primo tempo. Finisce a terra Carrieri, che viene ammonito per protesta. Ricordo che da non molto tempo è stato ripristinato il cartellino giallo per le ammonizioni, quindi una simulazione in pratica, quello che una volta fino a qualche settimana fa sarebbe stato il warning, ora invece c'è, se vogliamo restare in inglese, la yellow card, ma insomma è lo stesso. Quindi cartellino giallo, ammonizione per il numero 87 della Pumas Viareggio. Quindi si è ripreso per 4 secondi con l'SPV in inferiorità numerica, ora siamo di nuovo in parità, sono passati neanche poco più di 20 secondi e la SPV che parte in possesso di pallina. Bel lavoro di Francesco Poletti, che si è portato la pallina in area alzandola, e la sua conclusione è stata parata da Mechini. Poi una conclusione da fuori deviata da Cinquini, e mi pare che si cominci, Riccardo Biancucci, che è qui accanto a me e che ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, si sia ricominciato con lo stesso tema tattico del primo tempo, cioè avanti e indietro senza risparmiarsi. Sì, diciamo che la partita è sempre la stessa, anche perché il gioco delle Pumas è molto veloce, molto dinamico, quindi diciamo che è anche prevedibile che sia così la partita. Comunque ancora per ora è sempre alla pari, giochiamo e non ci stiamo chiudendo per paura di errori, quindi ancora una bella partita, possiamo dire. Diciamo che sicuramente delle due, almeno a livello di pronostico, chi ha da perdere maggiormente è la Pumas. La SPV come formazione più giovane della A2, neopromossa eccetera, anche se gioca in casa, insomma diciamo che teoricamente dovrebbe sentire meno pressioni, e mi pare che stia giocando abbastanza bene da questo punto di vista. Sì, sicuramente per ora stiamo andando contro ogni pronostico, e comunque sia stiamo crescendo, quindi diciamo che i nostri sforzi sono ripagati, diciamo così. Come del resto appunto era stato confermato dal buon girone di Coppa Italia, in cui, ricordiamolo, la SPV ha pareggiato con la Pumas, l'avevamo già detto, in una delle due partite, l'altra l'aveva persa, e aveva anche battuto poi nella penultima giornata la lotteristica Camaiore, che aveva già conquistato il passaporto per le semifinali nazionali. Quindi insomma un approccio alla nuova stagione, alla nuova serie, alla nuova categoria molto positivo per la squadra di Alessandro Martini, che, sottolineo ancora una volta, è praticamente in buona parte, chiaramente con alcuni innesti, ma la stessa formazione che lo scorso anno aveva conquistato il titolo Under 17. Poi è vero che ci sono i due giocatori di Forte dei Marmi, Bicicchi e Del Medico, e il rientro di Mattia Spagnuolo, però insomma è una formazione in cui, nonostante gli innesti un pochino più anziani fra virgolette, l'età media è sempre piuttosto bassa, come è bassa anche quella della Pumas, che è formata da un gruppo di giocatori nati praticamente insieme a questa nuova società fondata alcuni anni or sono dai fratelli Bertolucci, e che hanno praticamente percorso tutto il cammino dalle primissime formazioni giovanili adesso alla senior e anche ai campionati giovanili dei più grandi, diciamo così. Intanto sono passati circa 4 minuti all'inizio del secondo tempo, una bella conclusione al volo di Cortesi, molto bello anche l'assist di Cinquini, pronta la respinta di Mechini, e riparte la formazione della Pumas con Carrieri che va sul fondo. Carrieri mette la palla in area, ancora la Pumas in possesso di sfera. Riepiloghiamo, anzi o meglio guardiamo quelli che sono i quintetti. Per la Pumas Mechini, Marchetti in possesso di palla adesso, Carrieri, Pesavento e
Bigatti. Per quanto riguarda l'SPV, Filippo Poletti, Francesco Poletti, Cinquini, Bicicchi e Cortesi. Conclusione a fil di palo controllata da Filippo Poletti. Ancora la Pumas in possesso, adesso porta in avanti la sfera il capitano Marchetti, poi da questi a Pesavento ancora va alla conclusione Marchetti con deviazione di Bigatti, niente di fatto, riparte Francesco Poletti. Ancora stacca in velocità Carrieri, il tiro finisce fuori, forse con deviazione di Mechini. Ancora la SPV in possesso di palla, Cinquini, Cortesi supera la metà campo, poi finisce a terra Carrieri su intervento di Cinquini. C'è la rimessa poi per la Pumas, non c'è fallo di squadra. Marchetti per Pesavento, da questi a Carrieri, ancora Carrieri dietro la porta di Filippo Poletti, utilizza Pesavento come sponda ma deve allargarsi e a retrocedere, quindi sfuma la possibilità di tiro almeno in tempi ravvicinati. Marchetti ancora, cambio gioco per Carrieri, accelerazione di Carrieri che Filippo Poletti controlla, poi Francesco Poletti, Bicicchi, cambia gioco sulla sinistra del proprio fronte offensivo per Cortesi, da questi ancora Cortesi in possesso di palla, al centro per Bicicchi e gran gol di Bicicchi, ravvicinato, ottimo l'assist di Cortesi e Bicicchi fa centro. Come nel primo tempo è stato lui a aprire le marcature. Il gol di Bicicchi è arrivato al quinto minuto e 41 secondi e la SPV ritorna in doppio vantaggio. Bell'assist di Cortesi e ottima finalizzazione di Bicicchi. Sì, è stata un'azione molto bella, sicuramente denota che comunque c'è una bella intesa all'interno della squadra. Questo è un bel gruppo, ottima visione di gioco del Cortesi e ottima finalizzazione di Bicicchi, come hai detto te. Ancora riparte adesso la Pumas, ancora ovviamente più determinata a cercare di riportarsi sotto nel risultato. Gioco fermo, fischiato un fallo in avanti alla Pumas, è il fallo numero 9 della formazione di Mirko Bertolucci, quindi al prossimo fallo di squadra commesso. Intanto l'arbitro va a redarguire Bicicchi che probabilmente aveva protestato sull'azione del fallo. Niente di fatto, comunque non ci sono cartellini gialli, ha rimesso in gioco la SPV, quindi 9 falli di squadra per quanto riguarda la Pumas, 4 quelli della formazione di casa della SPV. Cortesi in possesso di palla, Cinquini gestiscono, o meglio provano a gestire i giocatori dell'SPV. Ci sono abbastanza contatti fra i giocatori anche non in possesso di pallina. Poi Cortesi prova a staccare, niente di fatto, a staccare Carrieri, non ce la fa e poi riparte la squadra della Pumas con Bigatti. Era quasi al limite dei 45 secondi fra l'altro. Bigatti si allarga bene e il tiro termina alto di poco. Gioco fermo, c'è da rimettere in gioco a favore della Pumas. No, l'arbitro deve far rettificare la posizione e soprattutto deve fischiare a quello che sembra dalla mimica. Ricordo che l'arbitro è il signor Donato Mauro di Salerno, coadiuvato dal signor Raffaele di Viareggio al tavolo dei cronometristi. La Pumas prova a ripartire, Pezzini che è entrato da qualche secondo, alterna tutti gli uomini Mirko Bertolucci, come è logico che sia in una squadra in cui tutti possono giocare indifferentemente. Ancora Pezzini si gira, la conclusione viene ribattuta inavvertitamente da Cinquini che mette fuori causa Bigatti e quindi ancora riparte l'SPV.
Bicicchi, autore di una doppietta stasera, scivola, finisce a terra Bigatti, poi Pesavento gli ritorna la pallina. Siamo a 7 minuti dall'inizio del secondo tempo e il risultato, lo ricordo, è cambiato all'inizio del secondo, ovvero sia 3-1 in favore della SPV, che ricordo si era portata sul 2-0 nel primo minuto di gioco, poi aveva subito il 2-1 tutto nel primo tempo e poi ha allungato di nuovo nella ripresa. Conclusione sul fondo della Pumas, palla lunga per Cinquini, viene recuperata da Bigatti, esce Carrieri e entra Olivieri nelle file viareggine. Pesavento, poi Bigatti cerca di superare Bicicchi, non ci riesce ma arriva in suo aiuto Pesavento, quindi ancora possesso di palla della Pumas. Pezzini prova a superare la metà pista, non lo lascia, non lo molla Cortesi. Adesso Pesavento, molto attenta alla difesa della SPV, che concede veramente pochissimo ai giocatori avversari, quindi al di là di quelli che sono gli indubbi meriti di Filippo Poletti in porta, però diciamo che i compagni di reparto dietro gli fanno un bel filtro davanti. Sì, sicuramente stiamo facendo un'ottima partita dal punto di vista difensivo, nonostante la Pumas sia una squadra che mette molto in difficoltà, perché appunto, come abbiamo detto prima, il loro gioco è molto veloce, dinamico, fanno molti blocchi e li fanno bene, quindi comunque possiamo, diciamo, per ora essere contenti della partita dal punto di vista difensivo che stiamo facendo. E intanto Cinquini è stato molto bravo a vedere la pallina che stava rimbalzando senza che nessuno si avvicinasse, è partito da metà pista velocissimo, il suo tiro è stato parato da Mechini dopo che era sfumata l'azione precedente di Francesco Poletti. Del Medico è entrato nelle file dell'SPV, uno scontro fra Bicicchi e Bigatti, e c'è l'espulsione di Bicicchi, che è al secondo cartellino blu che rimedia, quindi probabilmente non è detto che venga di nuovo rischiato da Alessandro Martini. Quindi c'è il tiro diretto per la Pumas che dovrebbe battere, vediamo, posizione più avanzata al momento sembrerebbe Pezzini, vediamo se sarà lui l'incaricato. No, è il cileno Mora, che come nel primo tempo rigore prova lui a superare Poletti, che per il momento, Filippo Poletti, per il momento ha neutralizzato tutti e due i tiri piazzati che ha dovuto affrontare. Mora contro Filippo Poletti, vediamo, Poletti niente da fare, riesce a chiudergli lo specchio e quindi superiorità numerica per l'SPV, con Martini che chiede il time out, quindi adesso ancora qualcosa meno di 2 minuti con l'uomo in più per la formazione della Pumas, se non riuscirà a segnare. Mora ci sembra prendere la mira, poi tira dall'altra parte, Poletti fa buona guardia, recupera Pesavento e si gioca praticamente una porta sola adesso, però è bravo a intercettare, c'è un po' un pasticcio difensivo fra Del Medico e Cinquini, poi c'è il gioco fermo, vediamo la decisione dell'arbitro, ha fermato il gioco perché si era spostata la porta di Poletti e quindi c'è il time out che viene assegnato alla SPV che l'aveva richiesto. Sono passati 10 minuti circa all'inizio del secondo tempo, il risultato ne manca quindi 14-22 alla fine, il risultato è di 3-1 in favore della formazione di casa dell'SPV Group, e i falli di squadra sono 9 quelli compiuti, commessi dalla Pumas, 4 quelli dall'SPV, e si riprenderà chiaramente ancora con 1 minuto e mezzo circa, forse anche no, sì, circa, di superiorità numerica per la Pumas, sempre che poi non vada in rete la squadra di Mirko Bertolucci, nel qual caso la parità verrebbe ristabilita. Quindi gioco ancora fermo.
tornano in pista le due squadre, Pesavento, Olivieri, Mora e Pezzini, oltre Mechini per per la Pumas, Filippo e Francesco Poletti, Cinquini e Cortesi, uomo in meno per la SPV. Si riprende con una rimessa però in favore della SPV, perché l'arbitro aveva fischiato una rimessa appunto alla squadra di casa. Francesco Poletti cerca di far arrivare la pallina a Cinquini, che però non la recupera, e quindi recupera invece Pesavento. Consigli su come gestire questo minuto ormai scarso di inferiorità? Non fare errori, stare chiusi, salire sui tiri, perché principalmente abbiamo visto che ovviamente cercano il tiro da fuori con i due uomini davanti, eccoli. E c'è il gol di Olivieri, una deviazione in area che fa fruttare la superiorità numerica per accorciare di nuovo il punteggio. Il gol è venuto all'11:09 e quindi si riporta sotto la formazione di Mirko Bertolucci. L'SPV riparte con Francesco Poletti, fermato da Olivieri, da questi a Mora. Pezzini cercano di sfruttare sulle ali dell'entusiasmo per il gol segnato i giocatori della Pumas. Ripartono ancora, Olivieri va alla conclusione, para Poletti forse aiutandosi anche con il palo, poi finisce a terra Francesco Poletti. Di solito in questi falli si vede il cartellino blu, l'arbitro è di diverso avviso e non ha nemmeno interrotto il gioco, quindi ha ritenuto che non ci fosse proprio fallo. Quindi diciamo che giusto da questo punto di vista, perché se avesse fischiato un fallo senza il cartellino blu a favore, il fallo dell'SPV, è tanto il gol di Mora. No, fermiamo il gioco. Sì, è il gol di Mora, è convalidato. L'arbitro non riesce a vedere, comunque protestavano i giocatori della SPV, ma l'arbitro non ha cambiato parere, quindi Mora ha insaccato il 3-3, situazione di parità al 12:10, quindi dopo poco più di un minuto dal gol del 3-2 la Pumas ha ottenuto il pareggio, quindi ritorniamo praticamente su un risultato di parità su cui la partita è stata pochissimo, perché proprio dopo pochi secondi si era interrotta. Sì, come abbiamo detto all'inizio, appunto il risultato si può ribaltare nel giro di secondi, e così è stato, e d'altronde le partite sono così, ancora c'è molto tempo e speriamo di riuscire a tornare sopra e niente. Chiaramente è cambiato il quadro tattico, a questo punto la Pumas diciamo può di beneficiare anche della spinta psicologica dell'1-2 che ha messo a segno. Un 1-2 importante, perché il gol del 3-1 avrebbe potuto anche fiaccare la squadra di Mirko Bertolucci, che invece ha saputo reagire, andare a segnare prima in superiorità numerica e poi con deviazione in area. Intanto una parata di Poletti su una conclusione di Olivieri, poi una conclusione da fuori ancora di Mora, parata ancora da Filippo Poletti, fermato Spagnuolo ma senza fallo, giusta la decisione dell'arbitro, e un palo pieno colpito da Olivieri, momento decisamente favorevole per la formazione di Mirko Bertolucci, che dopo il 3-3 ha sfiorato anche il vantaggio, sarebbe stato il primo della gara, e intanto arriva il 10° fallo, abbastanza strano, protesta Mora, l'arbitro lo richiama e ci sarà quindi il tiro diretto in favore della SPV Viareggio per il 10° fallo, e l'incaricato è Poletti.
Vediamo se riuscirà a fare centro contro Mechini. Poletti, niente da fare, para Poletti, e quindi al 13° il risultato non cambia. 3-3 ancora il risultato, non sfruttato il tiro diretto dalla formazione dell'SPV. Bravo sicuramente Mechini a chiudere nel miglior modo possibile, e intanto sul cambiamento di fronte perfetta esecuzione di Bigatti su assist di Olivieri, una delle reti più belle che abbiamo visto stasera, velocissima il gol di Bigatti, imprendibile assolutamente, assist di Olivieri, e entra a colpo sicuro il giocatore originario di Sarzana al 14:07, quindi per la prima volta l'SPV si trova in svantaggio dopo aver avuto la possibilità con il tiro diretto di riportarsi invece a sua volta in vantaggio. L'abbiamo detto, al momento decisamente migliore dall'inizio della partita per la squadra di Mirko Bertolucci, che sta capitalizzando anche la diciamo maggiore esperienza, perché anche se si parla di due squadre giovani, certamente qualcosa in più di esperienza lo può vantare la squadra di Mirko Bertolucci. Quindi adesso vediamo un po' se la SPV riuscirà a riportarsi sotto nel risultato o se la Pumas continuerà a gestire, e soprattutto sarebbe importante per quanto riguarda la SPV di riuscire a riprendere un po' il controllo delle operazioni, non tanto il comando del gioco, perché è una partita in cui si gioca aperti tutti e due, però ecco, riuscire a trovare magari una maggior precisione dei passaggi. Sì, sicuramente come loro sono riusciti a ribaltare la partita in così poco tempo, noi possiamo fare altrettanto. La situazione sicuramente non è delle migliori, perché anche l'animo sicuramente dal 3-1 passare sul 4-3 nel giro di pochi minuti così, l'animo non deve essere molto... C'è una pallina che Filippo Poletti riesce a controllare, viene rimessa a 2, il portiere aveva quindi controllato, gli era finita sotto il corpo, l'arbitro ha deciso per la palla a 2 e c'è il time out chiesto dalla formazione di Alessandro Martini, giustamente perché c'era bisogno di riordinare un po' le idee dopo le 3 reti in sequenza della formazione della Pumas. Quindi il risultato adesso è di 4-3 a favore della Pumas, mancano 9 minuti e 30, i falli di squadra sono 10 quelli commessi dalla Pumas e 4 dell'SPV, e il tempo è tale che nell'hockey può succedere veramente di tutto, ci potrebbero essere altri 3 o 4 sorpassi e controsorpassi. Evidente che comunque la partita ha avuto una sterzata decisa in favore della squadra, che comunque partiva con i favori del pronostico, perché è un altro livello di esperienza. Comunque vediamo se il time out chiesto da Alessandro Martini servirà a far riordinare le idee alla squadra di casa. Sì, speriamo, perché in questo momento sicuramente ce n'è bisogno, siamo andati un attimo in confusione e è necessario riprendere in mano la situazione. Anche se poi insomma comunque dicevo prima che comunque indubbiamente la Pumas partiva con i favori del pronostico, per come si era messa la partita, che evidentemente giustamente la SPV ci aveva fatto un pensierino, e quindi ecco, come aveva condotto il gioco per un tempo abbondante, c'è anche un bel contropiede Cinquini e Bicicchi che arriva a tu per tu con Mechini che gli chiude lo specchio della porta. Gioco fermo, la pallina è carambolata sull'arbitro che dice rimetto in gioco io, o meglio decido io quando rimettere in gioco, e così è. Bella occasione in contropiede per l'SPV, forse poteva essere sfruttata meglio, ma bravo anche Mechini a intercettare la conclusione di Bicicchi. Passa il tempo, 8 minuti e 50 da giocare in questo secondo tempo, 4-3 il risultato a favore della formazione ospite della Pumas Farmè, che manovra con Olivieri, l'assist, il stesso scambio che ha portato prima il gol di Bigatti. Adesso Olivieri invece
si mette in proprio, fa il tiro, ma bravo Filippo Poletti, poi Francesco Poletti se ne va, prova un tiro che poteva essere anche un assist per Cinquini, para Mechini, poi Cinquini da questi a Bicicchi, avanti la sfera, niente di fatto, gioco fermo, c'è il time out chiesto dalla Pumas adesso e il gioco è fermo, non ci sono falli di squadra, comunque si deve riprendere con la rimessa in gioco della SPV. (8 minuti e 11), 4-3 risultato, lo ripeto ancora anche perché negli ultimi minuti è stata abbastanza spezzettata, ma del resto l'SPV doveva cercare di fare qualcosa anche per interrompere un po' l'inerzia della partita che era passata decisamente dalla parte dell'SPV, della Pumas, e quindi vediamo se anche stavolta, però il time out comunque l'ha chiesto la Pumas, ma evidentemente potrebbe servire, anzi sicuramente potrebbe servire anche a Alessandro Martini. Diciamo che quando una squadra insomma segna 3 reti in sequenza come ha fatto la Pumas, è chiaro che l'inerzia si sposta logicamente dalla sua parte, no? L'inerzia della partita, e quindi è un time out anche chiesto dalla squadra che ha segnato, potrebbe dare una mano anche a quella che è andata sotto a riorganizzare un po' le idee. Vediamo come quello che succederà in questi 8 minuti e 11 secondi che restano da giocare. Poletti va alla conclusione fuori, recuperata da Mora, il cileno si porta in avanti la sfera, da questi lo scambio per Marchetti, serve Bigatti, giocano molto a largo adesso gli elementi della Pumas per cercare appunto di allargare la pista, come si suol dire, anche se in realtà le dimensioni della pista della Dorando Pietri non sono molto, c'è da allargare poco. Comunque è chiaro che si vede bene che l'atteggiamento tattico della Pumas in vantaggio è diverso rispetto a quello della Pumas che doveva rimontare con appunto il gioco più largo, mentre prima si privilegiava il pressing un po' a tutta pista. Comunque da Pezzini la pallina arriva a Mora, poi Bigatti attaccato da Poletti recupera, va subito al tiro, la palla termina fuori, era l'ultimo uomo avanzato, quindi invece di aspettare il piazzamento, è tanto ancora micidiale il contropiede della ripartenza con Bigatti ancora una volta in gol, e il 3-5 messo a segno da Bigatti al 18° e 12 secondi. Diciamo che dopo un lungo periodo in cui l'SPV aveva mantenuto il vantaggio, stanno emergendo quelli che almeno alla vigilia potevano essere i valori fra le due formazioni. Sì, gli ultimi gol soprattutto sono stati causati soprattutto per nostri errori in difesa. Abbiamo visto Bigatti ha fatto 2 gol praticamente uguali, cioè taglio dentro, palla filtrante e lui che la tocca davanti porta, quindi possiamo dire che sono state soprattutto disattenzioni nostre che loro hanno sicuramente sfruttato al meglio. Come sappiamo, alla fine sapevamo che dovevamo limitare al massimo gli errori perché loro sanno sfruttare queste situazioni al meglio. Infatti di solito quando diciamo c'è un divario, no, fra le due formazioni di esperienza, di altro, insomma la squadra che parte sfavorita non deve sbagliare nulla, mentre quella che parte favorita si può anche permettere, come abbiamo visto, no, nel primo minuto, di commettere qualche errore, poi però spesso i valori vengono fuori. Vediamo comunque, perché c'è ancora 5 minuti e 40 secondi da giocare, però è chiaro che il doppio vantaggio ha indubbiamente e comprensibilmente tagliato un po' le gambe alla squadra di Alessandro Martini, che peraltro conferma di essere una ottima realtà di questa Serie A2, perché insomma aver messo in difficoltà per più di mezza partita la Pumas credo che faccia
bene al morale della squadra nonostante poi dovesse arrivare una sconfitta. Comunque Mora prova la pallina, un tiro a pallonetto fosse nel calcio, che però non sorprende Poletti. Cinquini, Cortesi si allunga un po', poi Bicicchi non riesce a centrare lo specchio della porta, o meglio, no, scusate, centra lo specchio della porta ma para Mechini. Poi Marchetti, Pezzini che ha giocato parecchio in questo secondo tempo, Pezzini, poi Carrieri, niente di fatto, riparte Cinquini, passaggio per Cortesi, Cortesi cerca la manovra, su di lui interviene Mora, poi Poletti per Bicicchi alla conclusione, Mechini ben piazzato, riprende Cinquini, buon momento dell'SPV che ci prova a riportarsi sotto quantomeno. Cinquini prova il passaggio al centro, la sfera finisce a Pezzini, poi dopo in avanti Marchetti. Chiaramente la Pumas adesso a 4 minuti da giocare gestisce la pallina più che può, al limite dei 45 secondi, cercando poi magari anche di arrivare al tiro. Comunque l'SPV, ripeto, insomma, ha dimostrato di potersela giocare, diciamo così, con tutte le squadre, ma lo si era anche abbastanza visto in Coppa Italia. Pezzini, la conclusione, Bicicchi la rimpalla, poi però la pallina in avanti non trova nessuno dell'SPV. Pezzini Poletti prova a disturbare Mora ma niente di fatto, recupera il Cardelli che è rientrato adesso. 3 minuti e 20 da giocare, Cardelli non ce la fa arrivare alla conclusione. Cinquini intanto c'è niente di fatto, finisce a terra Cortesi, poi Bicicchi intercetta bene 2 volte le conclusioni, prima il cross e poi la conclusione di Mora, poi se ne va Bicicchi, azione caparbia del numero 18, serve in avanti Francesco Poletti, generoso comunque la SPV fino alla fine, diciamo pure che ha onorato questa partita fino in fondo, ha avuto quel momento che gli è costato molto caro in termini di reti, però insomma poi si è ripreso brillantemente, insomma, e sta cercando comunque di riportarsi sotto. Niente di fatto, conclusione di Poletti parata da Mechini, poi ancora Mora per la Pumas. 2 minuti e 20 da giocare, sempre 5-3 risultato per la Pumas che ha ribaltato nel secondo tempo. Ci riprova Francesco Poletti, ancora conclusione contrata da Mora, la palla finisce fuori del rettangolo di gioco, si riprenderà con una rimessa in favore della SPV e il time out però è stato chiesto dalla Pumas. 2 minuti e 10 ancora da giocare, 5-3 risultato. Intanto ne approfitto per riepilogare i marcatori nel primo tempo, che ricordo si è concluso sul 2-1 per la SPV, reti di Bicicchi e Poletti a cui aveva replicato Bigatti. Nel secondo tempo terza rete di Bicicchi al quinto, e poi le 4 reti in sequenza del micidiale rimonta e sorpasso della Pumas segnate da Olivieri, Mora e una doppietta di Bigatti. Quindi 5-3 risultato quando mancano 2 minuti e 10 alla fine della partita, una partita che quindi la Pumas sta apparentemente portando in porto vittoriosamente. Vediamo la rimessa in gioco per l'SPV. È entrato nella formazione di casa il numero 27, e cioè Tomei. Conclusione di Poletti che Mechini devia sul fondo, grossa occasione veramente, era una punizione dal limite, avete visto, con una ottima parata di Mechini, ci prova fino in fondo quindi la SPV. Ancora la Pumas a gestire il doppio vantaggio. Ora vedete si è un po'
anzi senza un po', si è ribaltato il tema tattico. Ora la squadra che fa il pressing è l'SPV, mentre la Pumas finisce a terra su fallo del medico Carrieri. 1:38 ancora da giocare, partita che si avvia alla conclusione. Cardelli si allarga, riesce a staccare, conclusione di Cardelli, parata, però poi pasticcia un po' la difesa dell'SPV, recupera Marchetti, e giusto così per la squadra della Pumas che ha la possibilità di gestire in zona d'attacco. Conclusione ancora di Francesco Poletti, niente di fatto, deviata sul fondo, pallina fatta filtrare da Marchetti in avanti per Carrieri, poi in lotta Carrieri ancora recupera la pallina, finisce a terra insieme a Del Medico, niente di fatto, comunque si prosegue, ultimo minuto di gioco, meno di 50 secondi, conclusione di Poletti che non vede lo specchio, non c'è lo specchio della porta, poi ci prova Tomei senza riuscirci ad arrivare al tiro, e dalla parte opposta c'è la sesta rete di Carrieri, implacabile nel finalizzare la pallina che gli è arrivata davanti praticamente alla porta, con un SPV vistosamente sbilanciata in avanti, che finisce indubbiamente penalizzata troppo dal punteggio per quanto ha fatto vedere a livello di gioco e anche a livello di tenuta del vantaggio. Però l'hockey, l'ho detto tante volte, è uno sport spietato, chi vede il risultato finale pensa a un altro tipo di partita se non guarda la successione delle reti, no Riccardo? Sicuramente, anche perché questa partita il risultato è stato apertissimo fino alla fine. Per tutto il primo tempo e gran parte del secondo è stata una partita sia dal punto di vista di gioco che dal punto di vista di punteggio alla pari, quindi diciamo che sotto un certo punto di vista possiamo essere soddisfatti, anche se ovviamente resta un po' l'amaro in bocca per diciamo non essere riusciti a raggiungere un obiettivo che per gran parte della partita sembrava molto vicino. Intanto ti ringrazio Riccardo, alla prossima occasione, anche se speriamo di rivederti presto in pista. E finisce in questo istante la partita, il risultato finale quindi è di 6-3 a favore della Pumas Pharma Viareggio sull'SPV Group, primo tempo 2-1 invece in favore dell'SPV. I falli di squadra sono terminati sul 10 per la Pumas, commessi dalla Pumas, e 5 commessi dall'SPV. C'è stata una doppia espulsione, quella di Bicicchi del Pumas, e non c'è nient'altro da dire. Da parte di Giulia Roleri una buona serata, ringrazio naturalmente Riccardo Biancucci che è stato qui accanto a me a commentare questa partita, ringrazio il regista ovvero sia Walter Cortesi, e ringrazio naturalmente per le riprese Gabriele Bandini. Grazie a tutti, anche a chi ci ha seguito, e alla prossima occasione. Anno nuovo quindi anche da parte mia qui dalla pista del Dorando Pietri di Viareggio. Un augurio di buone feste a tutti gli appassionati di hockey dell'SPV e delle altre squadre. Grazie e buona serata.